Fine settimana dedicato alle tradizioni marinare siciliane sull'emittente televisiva Onda TV Giovani, visibile sul canale 75 e sui canali social di Bella Sicilia. Nell'ambito del progetto Mare Ricco Siciliano, giunto alla terza edizione e finalizzato a valorizzare il pescato siciliano, in particolare quello di Rigetto, saranno trasmessi 2 documentari realizzati in alcuni borghi marinari e musei inseriti nel REIMAR, il registro delle identità della pesca mediterranea e dei borghi marinari, istituito con la legge regionale del 2019. In programma, durante la settimana, uno speciale realizzato a Castel di Tusa e dedicato al capone, pesce azzurro di questa stagione, con tante proprietà nutrizionali, mentre la giornalista enogastronomica e food blogger Valentina Crimaldi preparerà le buonissime polpettine di sarde. Nel corso delle rubriche, la dietista dottoressa Maria Lidia Loprinzi parlerà delle proprietà del pesce azzurro. Le attività di Mare Ricco Siciliano mirano infatti ad incrementare il consumo e la commercializzazione del pesce siciliano, sia quello catturato, spesso oggetto di rigetto, sia quello allevato. Nelle scorse settimane le telecamere dell'emittente televisiva siciliana con il team di Bella Sicilia sono andate alla scoperta di alcuni dei luoghi che raccontano le tradizioni legate al mondo della pesca. Sono stati visitati alcuni musei inseriti nel REIMAR e visitati i luoghi delle tonnare nel Messinese, tappa anche ad Oliveri, comune partner del progetto insieme a Tusa, dove è conservato un palischermo. Il ristopoeta Aldo Re ha raccontato alcuni aneddoti legati al mondo della pesca nel borgo marinaro di Castel di Tusa, un viaggio nel vasto patrimonio di saperi e conoscenze che è anche conservato dalle comunità di pescatori dell'isola, raccontato con i video realizzati dal team di Onda TV. Tra questi Adriano Monachino, dalla pagina social Bella Sicilia con 1 milione di follower e con gli scatti fotografici riprese dal drone di Michele Sgro. Sul sito di ondatv.it gli orari di programmazione.